Concluso il termine per la presentazione delle liste per le prossime elezioni di fine aprile dei liberi consorzi siciliani, interviene oggi il coordinatore regionale dell'UDC Decio Terrana, che riflette sulla frammentazione che ha avuto luogo nel centrodestra. Saltato il tavolo regionale, in diverse province il centrodestra si presenta diviso e a sostegno dei diversi candidati. Credo non possa essere un caso che proprio in queste elezioni prettamente politiche, a cui partecipano esclusivamente i consiglieri e i sindaci già eletti, classe politica dirigente dei vari territori, il centrodestra non sia riuscito a riaffermare il tanto elogiato centrodestra unito. L'onorevole Terrana continua affermando: durante la fase di composizione delle liste si è scomposto il quadro politico del centrodestra, facendo emergere forse più gruppi di potere che unità di intenti, abbandonando così la linearità politica che ha sempre contraddistinto il centrodestra nelle scelte elettorali. È il fallimento del bipolarismo siciliano, continua il coordinatore regionale dell'UDC, segno evidente di una profonda frammentazione politica che sta avvenendo anche nella società. Il bipolarismo, che avrebbe dovuto garantire stabilità e alternanza, si è trasformato in un sistema concluso e inconcludente, incapace di rispondere alle esigenze socio-economiche e politiche dei vari territori. Abbiamo assistito solo ad alleanze mal assortite e scelte qualunquiste. È chiaro che questo atteggiamento allontanerà sempre di più il cittadino dalle istituzioni.